Alle 7.26 di venerdì 26 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi Caserta, poi Lipera, poi ancora Zappalà, gli ultimi 3 candidati sindaci a Catania in 3 faccia a faccia separati in chiusura della campagna elettorale a 7x7, il nostro formato, 7 minuti per ciascuno dei 7 candidati a sindaco di Catania. Ma prima di tutto i fatti del giorno. Vediamo se si è chiarito il movente del delitto in famiglia, il fratricidio che è successo a San Gregorio vicino a Catania. Il cane che abbaia e mette in allarme i vicini, poi gli spari. La quiete di San Gregorio viene così funestata da uno dei delitti più orribili, il fratricidio. In questa villetta di via Masaccio, Rosario Vitale, 50 anni, cuoco, salta per aria. All'esterno c'è il fratello Davide, di 46 anni, disoccupato, tossicodipendente con problemi mentali e già sottoposto a TSO. Non è nuovo a certi atteggiamenti. Questa volta però brandisce un coltello e agitato lo minaccia. Rosario si presenta al portoncino di casa armato di pistola. Al culmine dell'ennesima lite spara 3 o 4 colpi all'indirizzo del fratello. 2 proiettili lo raggiungono in testa e al torace un colpo. Si conficca anche nel muro. A quel punto Davide chiama il 112. I carabinieri lo trovano accanto al cadavere. Ai militari a cui si costituisce racconta di avere trascinato il corpo dentro il cortile all'interno della villetta per cercare di rianimarlo, ma inutilmente. Per lui scatta l'arresto in flagranza, un omicidio che arriva al culmine di anni di conflitti di natura familiare aggravati dai disturbi mentali della vittima, che aveva anche precedenti penali. Noi l'abbiamo trovato qui davanti casa che ci attendeva. Aveva paura di questo fratello, diciamo, con problemi psichiatrici. Tant'è che negli anni si sono susseguiti vari interventi da parte nostra, anche da parte della Polizia di Stato, proprio per queste continue aggressioni da parte del fratello. L'assassino, che si trova già in carcere, viveva in questa villetta con la compagna e la figlia di lei, mentre al piano superiore abita l'ex moglie con il figlio 20enne che ha assistito alla scena. Pare che Rosario Vitale avesse cercato di prendersi cura di questo fratello problematico e gli pagava anche l'affitto. Sul posto gli investigatori del RIS, che hanno sequestrato l'arma, una pistola Beretta illegalmente detenuta, che è stata inviata già alla sede di Messina. A confermare la confessione dell'omicida saranno adesso i filmati di una telecamera di videosorveglianza collocata in fondo alla strada. Quando diciamo l'Europa è lontana, non sempre. In questi giorni l'Europa, per esempio, è a Palermo. Attraverso la Procura europea l'Europa interviene direttamente sulle cose siciliane. Ha fatto sequestrare 20 milioni all'AMAP di Palermo, attraverso la Guardia di Finanza italiana, naturalmente, ma l'ordine è partito da Bruxelles. L'AMAP è la società pubblica che gestisce, come sapete, il servizio idrico nel capoluogo regionale e in provincia. Vediamo il perché del sequestro di questi 20 milioni. Si allarga lo scandalo depuratori a Palermo e provincia. I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo da 20 milioni di euro nei confronti dell'AMAP, l'azienda acquedotto a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in provincia. Il provvedimento di sequestro riguarda sia i beni aziendali che quelli dei suoi amministratori fra il 2014 e il 2019. Ad essere colpiti sono Giuseppe Aragonese, 63 anni, direttore generale di AMAP, e gli amministratori Alessandro Di Martino, 53 anni, amministratore unico dal 18 marzo del 2019, e Maria Concetta Prestigiacomo, 70 anni, amministratore unico dal 23 marzo 2014 al 18 marzo 2019. Sono tutti e 3 indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravata dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Le indagini partono dalla denuncia presentata direttamente dalla Banca Europea degli Investimenti presso la sede della Procura Europea in Lussemburgo. Riguardano un prestito agevolato di circa 20 milioni di euro per la realizzazione di un programma di investimento nel settore della produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue. I manager dell'azienda palermitana, secondo le indagini, avrebbero consapevolmente omesso di comunicare alla banca, fra il 2017 e il 2020, di gravi e reiterate violazioni ambientali anche di rilevanza penale. Quelle violazioni sono poi sfociate in un'ordinanza di commissariamento giudiziario emessa nel 2021 dal GIP di Palermo. Nei mesi scorsi su questa vicenda la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici dell'AMAP per lo scandalo della malagestio dei depuratori. Si tratta di 5 indagati, figura di spicco quella proprio di Maria Prestigiacomo,
ex presidente dell'AMAP ed ex assessore di Palermo, e dell'attuale amministratore unico della municipalizzata Alessandro Di Martino. Con loro ci sono poi i dirigenti Angelo Siracusa, Adriana Melazzo e Dorotea Vitale, responsabili a vario titolo degli impianti. Dopo lo scandalo, la regione subentrò e accelerò al massimo l'iter per arrivare ad avviare i lavori di potenziamento dei depuratori. Nel settembre scorso fu aperto il cantiere per il raddoppio del depuratore di acqua dei Corsari, la più importante delle opere previste a Palermo in campo fognario e depurativo. La struttura guidata dal commissario unico per la depurazione dispose la consegna definitiva dei lavori alla ditta affidataria. Ora si potrà realizzare un impianto da 880.000 abitanti, equivalente, capace di coprire il territorio di Palermo, ma anche quello di Altofonte, Ficarazzi, Villabate e la frazione di Portella di Mare del comune di Misilmeri. E adesso con Angelo Gagliano vediamo come ne parlano i quotidiani siciliani di questa vicenda. Cominciamo subito, Michele, con il giornale di Sicilia in prima pagina. AMAP, una botta da 20 milioni. Questo è il titolo scelto dal quotidiano di Palermo, il giornale di Sicilia. Vediamo un attimo, eccola qui la pagina. Il maxi sequestro coinvolge il direttore generale aragonese, l'ex amministratore e assessore Prestigiacomo e l'attuale Di Martino. Avrebbero nascosto illeciti ambientali per non perdere i soldi. Le reazioni all'inchiesta: la difesa si è saputa degli sversamenti in mare solo nel 2021, la richiesta di fondi contestata è del 2017, il vice sindaco Varchi, il comune è pronto a costituirsi parte civile, le opposizioni timori sulla tenuta dei conti. Questa è la notizia riportata e vista dal giornale di Sicilia. Restiamo allora sulla prima pagina del giornale di Sicilia. Record in Sicilia, parliamo di misure di prevenzione, 1500 le aziende confiscate. Questo è il report di Sicindustria. Il giudice Malizia, norme essenziali contro la mafia. 1500 sono 1500 sono davvero un numero impressionante. E allora parliamo ancora in qualche modo di aziende, perché la Camera di Commercio regionale, in Sicilia ci sono in atto delle trasformazioni, è stata varata la riforma, unite Caltanissetta, Trapani ed Agrigento, Schifani si fa ordine. Ma quella bella signora chi è? Ilaria Capua, questa è un'altra storia, è la virologa che abbiamo conosciuto durante la pandemia. Dice: si pensi alla salute della terra. A Palermo riceverà la laurea honoris causa in medicina. Usciti dalla pandemia, gli uomini ora imparino ad essere più rispettosi dell'ambiente. Evidentemente ce ne accorgiamo soltanto quando siamo in difficoltà, che la terra va salvaguardata. Poi c'è un fatto, il fatto di cronaca di cui ci siamo occupati in apertura, proprietà contesa, uccide il fratello a San Gregorio di Catania, Inquirenti ha spiegato che ha sparato dopo continue minacce. Poi altre notizie che riguardano la RAI: c'è l'addio dell'Annunziata, disaccordo totale con il governo, si è dimessa. Ma ci sono altre notizie sulla prima pagina stamattina del giornale di Sicilia. Lufthansa comprerà il 41% di Ita Airways, quindi si avvia questo processo di cessione di quella che è la compagnia di bandiera. E poi vedete in alto c'è l'Europa che è vicina in questo momento all'Italia per quanto avvenuto in Emilia Romagna. La von der Leyen sorvola l'Emilia insieme con la Meloni. L'Europa è con voi e vi aiuterà. Posso dire una sciocchezza? Speriamo che l'arrivo di Lufthansa serva ad abbassare un po' i prezzi dei ma non voli. è una sciocchezza, è un fatto importante, ecco, questo, anzi tutt'altro. Speriamo. Questo sulla prima pagina del giornale di Sicilia. Adesso andiamo alla Sicilia di Catania. La cronaca per cominciare: ho sparato a mio fratello, ci minacciava di morte. Queste sono le parole che ha pronunciato il fratricida, che si è dovuto difendere, e poi le liti erano continue, pare, in questa famiglia. Il riassetto, ne abbiamo parlato con il giornale di Sicilia. Camcom sì al sud-est con distinguo in giunta e Siracusa insorge. Insomma, sono ancora a discussione su questa riforma delle Camere di Commercio siciliane. Poi siamo alle ultime ore di campagna elettorale, voto in Sicilia, arrivano i big, il centrodestra punta su Catania, oggi in piazza il tridente Salvini, Meloni, Tajani, come se fosse una squadra di calcio, e mentre Conte del Movimento Conte, che ha chiuso ieri sera a Catania, dice: i fondi ci sono, il governo non sa usarli. Si parla di PNRR, questa è la sua posizione. Poi ancora fotonotizia, attenzione a questa
a questa fotonotizia, questione di cuore. Trapianto domino per un siciliano, riceve cuore e blocco polmonare, il suo batte nel petto di una donna. Approfondiremo nelle pagine interne se avremo il tempo, perché è un'operazione davvero che non si faceva da 30 anni, credo, in Italia. Poi ti sottolineo e ti evidenzio, lo faccio ai nostri telespettatori anche, questa notizia al processo d'appello contro Matteo Messina Denaro. Solo un gregario, nessun ruolo nelle stragi del 92, a parlare chiaramente il suo legale nella circostanza. Non meraviglia che dica queste cose. Queste sono le sue parole. Lui già al primo processo è stato condannato all'ergastolo. Il risico delle nomine, la RAI cambia pelle, il CDA si spacca, dopo l'addio di Fazio lascia anche la Annunziata. E poi qualche altra notizia di cronaca anche, punta pistola ad agente e li aggredisce, è stato arrestato a Catania. E poi ancora a Taormina, turista olandese muore durante una escursione. C'è una bella notizia, una buona notizia che riguarda lo sport catanese siciliano. Il grande volley ritorna a Catania, la Saturnia Farm Italia va in Superlega, ha acquisito il titolo di Vibo. Oggi arriverà l'annuncio, quindi una squadra catanese potrà giocare dunque tra le big della pallavolo nazionale. Adesso dicevamo gli approfondimenti, cominciamo intanto con la notizia di cronaca di cui abbiamo già parlato, eccola qui. I soliti parenti serpenti, a proposito del fratricidio che è avvenuto a San Gregorio, spara, uccide il fratello per motivi di roba, la vittima aveva un coltello, l'omicida minacciati di morte, ho sparato per difesa, questa è la sua giustificazione. Ma dicevamo a proposito del trapianto domino sul paziente siciliano che ha ricevuto cuore e polmone e ha donato il suo cuore, complicata e bellissima. Un'operazione davvero bellissima. Riceve un cuore e dona il proprio ad una malata terminale. Un trapianto domino, così vengono definiti questi interventi, quello che è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino, che ha permesso di salvare 2 vite in una sola occasione. Un intervento catena che, per quel che riguarda il cuore, è più unico che raro. L'ultimo in Italia risale, come dicevo, a 30 anni fa. Insomma, davvero straordinaria impresa della sanità italiana. E allora andiamo alle altre notizie sulle pagine interne. Sulla prima pagina l'abbiamo già letto, ma adesso approfondiamo. Messina Denaro, solo un gregario. Il processo di appello sulle stragi del 92, il super boss ancora assente all'udienza, la sua avvocata ne ridimensiona il ruolo, recepì ordini di riinama a propositi criminali mai realizzati. Naturalmente l'avvocata è l'avvocata d'ufficio, perché lui aveva rinunciato, mi pare, a 2 precedenti avvocati, se non ricordo male. Quindi questa è la posizione del legale di Messina Denaro. Altre notizie, abbiamo parlato della riforma del Camcom, un ritorno al futuro. La giunta Schifani con distinguo interni conferma il maxi ente del sud-est azzerato dalla nomina nazionale. Insorge Siracusa, restano Palermo, Enna, Messina, si farà Trapani, Agrigento, Caltanissetta, il battesimo da Urso, dal ministro Urso. Questa è la Camera di Commercio, giusto? Camera di Commercio, sì, la riforma delle Camere di Commercio in Sicilia. E poi ancora parliamo di ponte. Parte la trattativa con l'Unione Europea per il cofinanziamento, perché adesso è stato dato il via libera all'opera, insomma è legge, adesso serve la sostanza. Salvini entro una settimana la nomina del CDA della società a stretto di Messina. Questa è la posizione del ministro per le infrastrutture. L'Europa aveva detto che ci avrebbe dato una mano dal punto di vista finanziario per il ponte. Speriamo che sia vero. Vediamo adesso in che cosa si concretizzeranno questi aiuti. Questa è una vicenda che viene riportata dalla Sicilia. I buchi nell'indagine sulla morte di Anthony. PM chiede l'archiviazione, famiglia si oppone. Il 24enne Adranita è stato trovato impiccato in Germania, dove si era trasferito per lavoro. I parenti non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio che è stata avanzata dalla polizia tedesca. Una vicenda che riguarda un giovane di Adrano, risale alla notte tra il 17 e il 18 luglio del 2021. Chiudo con una curiosità per quanto riguarda la Sicilia. Sì, ma hai tempo ancora. No, solo sulla Sicilia. Poi andremo a vedere altre prime pagine regionali.
L'esercito delle casalinghe, il 60% si trova al centro-sud. Questi sono i dati: 7.338.000 le donne che lavorano per la casa e per i figli. 3 le regioni con il tasso più alto. Tra queste c'è la Sicilia, poi la Campania e anche la Puglia. Questa è la situazione, la fotografia. In Italia sono, come dicevamo, oltre 7 milioni le donne che si dichiarano casalinghe. Il 41% di esse hanno più di 60 anni, mentre l'8% ha meno di 35. I dati sono forniti dall'Istat e risalgono, attenzione, al 2016. Quindi non sono prima del Covid, esatto, prima di tutto quello che è successo. Non sono dei dati aggiornatissimi, non sono dei dati di grande attualità, però ci danno un quadro. Ci danno la fotografia, ci restituiscono una fotografia di quello che è. Allora, a Palermo, Agostino, soldi e politica hanno divorato l'antimafia. Il padre dell'agente ucciso da Cosa Nostra dice: Maria Falcone scenda dal pedestallo. Insomma, ci sono molte polemiche. Si continua dopo la commemorazione, dopo il ricordo della strage di Capace a e gli scontri anche che ci sono stati. Si continua ancora a polemizzare fra di loro anche, purtroppo. E questo è brutto da questo punto di vista. Poi ancora sempre sulla vicenda, quella censura che ferisce la Costituzione e la scuola, perché si ritorna a quanto accaduto l'altro ieri a Palermo, forse per la prima volta nella storia delle manifestazioni antimafia, ad un gruppo di cittadini, tra cui molti studenti e studentesse delle scuole secondarie e anche sindacalisti. Insomma, è stato negato il diritto di poter manifestare, di poter riunirsi a quello che era il corteo principale. Poi c'è una bella fotonotizia che ci porta lontano da tutto questo, la grande bellezza. La villa del Gattopardo rinasce, una seconda vita da Relais. Che bella! Una villa, questa è una sala della villa di Lampedusa ai Colli dopo il restauro. Bellissima, una bellissima foto davvero. E poi ci sono le note dolenti, Michele, perché... Aiuto, che succede? I rifiuti sono sempre di grande attualità. Bello lampo, settima vasca lontana, torna l'incubo dei rifiuti in strada. Possiamo approfondire ancora una corsa contro il tempo per scongiurare un'estate di emergenza rifiuti nella città che nel 2023 non supera il 20% di raccolta differenziata ed è appesa ai lenti ampliamenti delle vasche di Bello Lampo. Se a luglio non sarà pronto il primo lotto della settima vasca di competenza della regione, si rischierà di avere i rifiuti per strada o costi di 10 milioni di euro al mese per esportare l'immondizia che la RAP non può sostenere. Mamma mia. Insomma, non ci si aspetta nulla di buono. L'estate scorsa è stato esattamente così. È una costante, una ricorrenza. E poi si torna anche allo scandalo che abbiamo visto all'AMAP, carte false per ottenere i fondi della Banca Europea. Ci sono indagini e sono indagati i vertici proprio dell'azienda municipale che si occupa praticamente dell'acquedotto, insomma, della vicende idriche della città di Palermo. Abbiamo il tempo forse per un approfondimento certamente, un paio di minuti abbondanti. Esattamente, dalle pagine interne di Repubblica a proposito di quello che è successo all'AMAP. Questa è la notizia. All'AMAP carte false per avere un prestito dalla Banca Europea. Sono indagati i vertici, la Procura dell'Unione Europea mette sotto accusa anche i lavori Lumaca per i depuratori, quindi lavori molto a rilento. Ricordiamo c'è stato un sequestro di 20 milioni all'AMAP da parte della Procura Europea. Questo per quanto riguarda la cronaca della nostra regione, dalla Sicilia in particolare, da Palermo. Andiamo a chiudere con un'ultima notizia, eccola qui, la vediamo subito. Però alleggeriamo, attenzione. Il calcio questo, così alleggeriamo. C'è il rompete le righe a Palermo, ma è un rompete le righe amaro perché sapete non c'è stata la qualificazione nei playoff. I rosanero vanno in vacanza, ma per molti sarà un addio, non tutti saranno riconfermati. Ultimo giorno di lavoro al Barbera per la squadra di Corini, foto ricordo con un gruppo di tifosi in attesa di ritrovarsi poi in ritiro in Trentino. Insomma, abbiamo voluto chiudere con questa nota di colore. Diciamo la seguirai, immagino. Seguiremo anche le vicende del Palermo nel corso dei nostri telegiornali e trasmissioni sportive. Perfetto, 7:45, state con noi, buongiorno Sicilia, fra pochissimo i quotidiani nazionali. A più tardi.
Buongiorno Sicilia, 7.47 con Michele Cucuzza. Ed Angelo Gagliano. Rassegna stampa nazionale, prego. Eccoci pronti Michele, allora stamattina sui quotidiani nazionali si parla tanto di quanto sta succedendo in Rai, perché quasi tutti i titoli di apertura sono dedicati a questo fatto. Nomine Rai, scontro e dimissioni, scelti i direttori dei notiziari, CD ha diviso, soldi contraria, Annunziata lascia l'azienda. Questa è la sintesi di quanto accaduto nella giornata di ieri con le nomine di Ciocci, Chiocci, chiedo scusa, al TG1, Preziosi al TG2, Orfeo al TG3 e poi c'è la lettera della conduttrice, sbagliato l'operato del governo. Questa evidentemente è la sua posizione, ma non abbiamo finito perché poi ci sono le vicende che riguardano la nostra compagnia di bandiera, Lufthansa, ITA entra al 41% dentro ITA, Lufthansa, quindi si va verso una... si germanizza. Ecco, si germanizza la nostra Forse compagnia. potrebbe aumentare, ho letto che ci sono possibilità che la presenza della Lufthansa possa crescere ancora, ma se fino tutto addirittura qualcuno dice al 100%. Questo però bisognerebbe vedere poi quali saranno le ricadute sull'occupazione, quello che succede anche sui costi, come dicevi tu, dei voli. Poi ancora la vicenda, i contrasti tra l'Italia e la Francia, Parigi, la ministra parla dei rapporti, sbarchi, serve agire insieme sui migranti, Parigi ha una sola linea, lo dice la ministra degli esteri francese, l'Italia è un paese amico e per arginare gli sbarchi bisogna agire insieme. Mi sembra una posizione nuova, importante. Un'apertura, insomma, finalmente un po' insomma, si rilassano le parti. Si torna all'alluvione, però gli aiuti della von der Leyen, l'Unione Europea è con voi e quindi ieri c'è stata questa visita e questo sorvolo. E poi la cronaca, ti ricorderai il caso della bimba che è stata colpita da una pallottola vagante mentre era al bar, Napoli, dove chiunque diventa un obiettivo. E questa è davvero brutta. Questo è Saviano, ha fatto un'inchiesta lui. Sì, una brutta vicenda. E attenzione, poi c'è la guerra perché Prigozhin e la Wagner, i messaggi e il piano dello chef di Putin, la verità e le menzogne di Prigozhin nei suoi messaggi al moderato Putin. Sullo sfondo ci sono le prossime elezioni, vedremo che cosa succederà. Ma poi c'è questa fotonotizia, attenzione Michele, perché è bella, chi è che soffia le candeline? È un grande della storia, 100 anni di Kissinger, è ancora il più lucido. Non lo riconoscevo per niente. È il più grande diplomatico del XX secolo, scrive il Corriere. Henry Kissinger compie 100 anni e auguri davvero per quello che insomma è riuscito a fare con le sue mediazioni, è un grande diplomatico. E qui come sempre ecco, Repubblica non molla qua. Non molla assolutamente, perché parafrasando Telecabul diventa Telemeloni. Prima era Telecabul, adesso è Telemeloni. Questo è Telemeloni. La maggioranza insedia i suoi uomini alla guida delle reti ed anche dei TG, della TV pubblica. L'astensione dei 5 Stelle permette le nomine, Lucia Annunziata ha lasciato la Rai, non condivido l'operato del governo, la Schlein protesta, calpestano il pluralismo. E poi c'è il tema del PNRR, la lista dei progetti tagliati dalle mense scolastiche agli asili. Alla fine finisce così, che poi alla fine quello che dovevamo fare non le facciamo. Esattamente, le cose non si possono fare. Poi c'è l'intervista al presidente dell'Emilia Romagna, gravemente colpito dall'alluvione, bisogna ricostruire, parlare di consenso è deprimente. Poi la von der Leyen, l'Europa sosterrà gli alluvionati. La von der Leyen è andata sul posto, è un segnale importante, il Presidente della Commissione, quindi è proprio l'Europa che era lì. Era presente, ha fatto sentire la presenza, la cultura aiuta il mondo nel secolo lungo di Henry Kissinger, anche Eccolo qui qua. c'è il ricordo di questo grande politico, statista, grande mediatore. La Rai, anche qui sulla Stampa, anche Annunziata sbatte la porta, il titolo scelto dalla Stampa, Europa al fianco della Romagna, e c'è anche una foto, come possiamo vedere, con la Meloni, con la von der Leyen, con il presidente della regione Bonaccini, e poi la Meloni stizzita sul commissario perché ancora non si è deciso a chi affidare questo ruolo, dobbiamo ancora seppellire i morti e chiedete di ieri Bonaccini. in televisione l'ho vista, ha detto quelli che gli chiedevano ma che ha deciso sul commissario? Lei ha risposto io ancora devo decidere dove trovare i soldi, non come spenderli, chi li deve spendere. Ecco. E poi eloquente Questo invece, è il problema.
e poi c'è la grande discarica. Come Questo è vedi, il problema. all'emergenza sanitaria si aggiunge quella dei rifiuti, quelli che l'apocalisse climatica Sì, perché hanno questi due è una problemi. meraviglia. Uno, nessuno raccoglie queste macerie che sono enormi, e secondo, l'acqua che stagna, che sta provocando epidemie. Ed è un problema certamente da attenzionare senza che sia sottovalutato. E poi incominciamo a leggere anche altre notizie, si parla di diritti sulla stampa, la babysitter sfruttata e quel rider umiliato, l'Italia tradisce il lavoro. E poi ancora si parla di migranti, ribelliamoci alla cultura dell'odio, bisogna insomma lottare per acquisire la Che Loccio, questo regista sì. importante. E poi c'è una testimonianza che viene riportata, è quella del trans di Milano. Quei vigili mi hanno quasi uccisa di botte. Sono tutti i giornali che riprendono le sue parole stamattina negli approfondimenti interni. Siamo al Messaggero, fondi europei per l'alluvione, la von der Leyen in volo con Meloni sulla Romagna allagata, l'Unione è con voi, aiuti subito, l'Italia chiede flessibilità sulla stretta green, PNRR, Gentiloni, terza rata in arrivo, ma ora il MES, perché poi alla fine il nodo è sempre quello, insomma. Se da una parte l'Europa dà, dall'altra parte insomma qualche cosa vorrebbe riceverla in cambio. Vediamo un po'. Eccolo qui la foto che riguarda ITA e Lufthansa. A Lufthansa il 41% di ITA, la compagnia di bandiera, e il MEF una svolta, Fiumicino sarà centrale, ora il bel paese, vola tedesco. Ma questa è una foto d'epoca, hanno messo. Certamente, la foto è Gina Bella. Lollobrigida, Non c'entra niente con quello che sta succedendo, però Gina 1954 scende da un aereo all'Italia a Venezia. la prima hostess che era quella. All'Italia, vedete? No? Mamma mia. Insomma, stiamo parlando del 54. 54. Per appena qualche giorno fa. Siamo adesso al Fatto Quotidiano, che ha una apertura come sempre diversa un po' dagli altri, ha una esclusiva. 30 anni dopo l'eccidio di Via dei Georgofili a Firenze, ecco le foto mai viste delle bombe 93-94. Vediamone Questa è la foto che facciamo Mamma mia, vedere. che impressione. Insomma, edifici squarciati da questa esplosione. Poi ancora strillano per la RAI, però la vera censura è su pace e referendum. Questa è la Quindi posizione del polemici anche nei confronti del PD, immagino. Non so. Sì, e poi vedi, c'è questa ricostruzione, il grande manganello. Non grande fratello, ma il grande manganello. Questo è insomma il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere adesso il giornale che è più vicino certamente al governo, abbiamo detto più volte. Polemiche sul CSM, le toghe ignoranti, gaffe, errori in latino e strafalcioni giudiziari, così il concorso per i magistrati è una farsa. Pare sia una piaga autentica. Loro naturalmente ne approfittano per dire che tutti i magistrati sono non è esattamente così. Proprio così. E poi cose un po' diciamo più serie, nel senso che la von der Leyen, siamo con voi, Meloni trova altri 8 milioni e smonta il caso commissario per l'Emilia Romagna. E poi c'è l'ossessione, scrive il giornale, l'ossessione della Schlein, chiede ancora una patrimoniale. La segretaria del PD insiste, più tasse, lo vuole l'Europa, in qualche modo, insomma. Questa è la posizione della Schlein. Attenzione, perché c'è una notizia che viene in qualche modo riportata anche da altri quotidiani, perché c'è l'allarme di Prigozhin, che è il capo della Wagner, no? Sì. Però parla di una Russia che può andare verso la rivoluzione. Questo è il secondo giorno che abbiamo notizie di russi che dicono che c'è un conflitto interno. Insomma, sono le prime volte che capita Va questo. attenzionato. Kissinger, 100 anni di potere di influenza, si ricorda ancora Henry Kissinger. Siamo sul Libero, attenzione al Libero come sempre, fuori 2, mezz'ora e meno. Dopo Fazio pure l'Annunziata lascia la RAI, non condivido nulla di questo governo. Posizioni chiaramente
del quotidiano Libero. E poi il guru di Prodi inguaiato dal figlio, il politico PD che guida la missione Italia a Francoforte nel 2024, Levi dà l'appalto per la comunicazione dell'Italia al Salone del Libro ad una società belga dove lavora Levi Junior. Questa è una cosa che ha scoperto Libero. Che ha scoperto Libero, sì. Va bene, ci fermiamo qui con la rassegna stampa italiana, adesso ci guardiamo il meteo, tra poco Lanfranco Zappalà per il primo dei nostri faccia a faccia 7x7. Ok. Meteo ci attende un venerdì per lo più anticiclonico sull'Italia, il tempo sarà stabile ed assolato, fatto salvo per qualche effetto limitatamente all'estremo sud. Ora entriamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà sulla Sicilia. Ci attenderà un venerdì con tempo per lo più stabile ed assolato, qualche nube di passaggio sì, ma senza effetti significativi. Solo qualche debole disturbo potrà interessare le aree interne e montuose, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Clima molto mite senza eccessi particolari, le temperature massime nelle diverse località saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di sabato la situazione meteo non è destinata a cambiare. Pressione atmosferica alta, garanzia di tempo stabile assolato, ancora qualche disturbo possibile nell'entroterra. Per maggiori dettagli sulle vostre località vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo oppure consultate il nostro sito web. Ah, eccoci qua, 7.58, comincia il nostro dei primi 7x7, 7 minuti per ciascun candidato, rimangono per modo di dire, ne abbiamo 3 con grande piacere oggi, Lanfranco Zappalà. Grazie per l'invito. Grazie a lei che è sostenuto dalla lista Lanfranco Zappalà. 7 liste, lei è stato il primo a candidarsi, ma non siete troppi? No, io ho rotto il sistema, cioè dire, Catania vi era usanza che quando si candidava un sindaco il programma, così come anche il candidato sindaco, si presentava neanche 20 giorni prima. Io tanti anni che ho svolto il ruolo di consigliere comunale ho detto credo che sia giusto fare un patto con la cittadinanza, tant'è vero che un anno prima mi sono candidato, ho girato quartiere per quartiere, ho incontrato la gente, ho sentito le istanze delle persone, dopodiché insieme alla mia esperienza ho fatto questo programma e l'ho presentato ovviamente alla stampa dicendo io dopo tanti anni questa città ha dato tanto a me, io voglio dare ora alla città. Parliamo subito del programma, però prima vorrei chiederle questo. Lei è uno che è presente su TikTok, complimenti, perché non tutti sanno usare le nuove tecnologie, lei è anche giovane, ma così vuole conquistare i giovani, pensa di farlo con TikTok? Devo dire onestamente, è stata mia figlia, dice guarda papà che oggi va di moda il TikTok, ma io questa cosa veramente non la utilizzo. Quanti anni ha la figlia? Mia figlia ne ha 16, Ginevra. Quindi ero un pochettino scettico all'inizio, no? Poi ho detto vabbè Ginevra dai facciamo un video. Dopo il video è nato insomma questo divertimento, ovviamente. Quanti ne fa? Ma 2 al giorno li faccio. 2 al giorno? Ma bellissimo. Comunque mi costringono anche a farlo, quindi mi costringono anche a farlo. Sì. Allora dicevamo il programma, lei ha fatto cenno al suo programma, c'ha diversi punti importanti, direi, guardiamoli rapidamente alcuni. Spazzatura. Ma questo è un problema, uno dei problemi più importanti in questo momento, insieme alla sicurezza, insieme alla viabilità. Io credo che noi dobbiamo mettere in questa città i cosiddetti cassonetti smart, cioè quelli con la tessera magnetica. Non è accettabile, sia anche da un punto di vista igienico-sanitario, ma anche da un punto di vista visivo, vedere, nonostante la differenziata fosse anche rispettata da parte della gente, tutta quella spazzatura sotto la strada, sotto le portoni. Io credo che sia una cosa inaccettabile. Quindi lei è per il termovalorizzatore? Io sono per i termovalorizzatori perché ci sono 54 impianti in Italia e 40 sono quelli esattamente funzionanti. Da Napoli in giù non c'è neanche un termovalorizzatore. Noi abbiamo una discarica dove vanno a confluire 58 comuni della provincia. Io credo che l'unico problema innanzitutto è mantenere la differenziata, togliere la spazzatura per strada, mettere i cassonetti smart intelligenti, come si vogliono chiamare, con la tessera magnetica e chiedere al Presidente della Regione di avviare le procedure per qualche termovalorizzatore in Sicilia. 1 o 2? Ma anche uno basterebbe, credo che per la Sicilia, insomma. Senta, però lei si era messo un po' nei guai a proposito di spazzatura qualche tempo fa, che aveva parlato di grandi fosse. Guardi, qui c'è stata una grandissima, no, lei spiega, qua c'è stata una grandissima confusione, o meglio, qualcuno ci ha giocato politicamente. C'è stato 15 giorni. Lo voglio chiarire bene. Qua c'è stato 15 giorni di spazzatura che non si raccoglieva a Catania. In Consiglio Comunale c'è stato il passaparola dicendo guardate che altri 15 giorni noi resteremo con l'immondizia senza poterla prendere. Allora io feci né una nota in Consiglio, né un ordine del giorno, né una proposta, dissi un suggerimento. Dato che abbiamo tantissimi turisti che arrivano in quel momento, io credo che sia inaccettabile dare alla presenza dei turisti quelle montagne di spazzatura. Vediamo, detto se
c'è qualche terreno abbandonato dove ovviamente non crea problema a nessuno, intanto la spostiamo contemporaneamente e poi quando si aprirà la discarica, perché in quel momento la discarica era chiusa, la rimettiamo lì. Per avere detto questo, Lanfranco Zappalà vuole fare la discarica, vuole fare la terra dei fuochi, vuole fare le grandi fosse. Sì. Dovevo solamente usare centro di stoccaggio. Per non aver usato questa parola, ovviamente c'è qualcuno che ci ha giocato. Quanto tempo fa questo è successo? Ma credo 2 annetti fa, non è. Quando è stato il periodo della discarica chiusa, credo un anno e qualcosa. Adesso l'ITA sta per diventare tedesca o comunque c'è una partecipazione importante della Lufthansa. Vi batterete perché si abbassino questi famosi prezzi dei biglietti, soprattutto per noi siciliani, come dice il Presidente Ma io Schifani? credo che sia una cosa ottimale. Ci sono tantissimi giovani che vanno purtroppo per studiare o per lavoro fuori e credo che la Sicilia debba necessariamente battere i pugni su questo argomento. È inaccettabile vedere i prezzi dei biglietti alle stelle, Appunto. quindi io credo che sia non soltanto un problema, giusto anche perché nella Sicilia, dato che è al centro del Mediterraneo, tantissimi vengono qui in Sicilia e francamente sia per i giovani sia per quelle persone che anche devono avere delle cure e che poi devono ritornare, credo che il costo del biglietto sia veramente molto eccessivo. E lo può fare un sindaco, lo può fare da Catania? No, ovviamente il sindaco può chiedere al Presidente della Regione di fare un tavolo di concertazione per trovare delle soluzioni migliori con quelle che sono le compagnie, ovviamente. Bene, qui Trantino ha proposto, dice, per la sicurezza, qui Catania ha un problema molto serio non solo di legalità ma di sicurezza, ha detto io ho già parlato col ministro Crosetto per predisporre l'esercito in funzione deterrente, ha detto non Guardi, io di sì, polizia, so benissimo non di cosa deterrente, Beh. cioè questi camminano e fanno vedere che c'è lo Stato. Guardi, le dico questo, ai tempi c'era il Vespi siciliani, dove c'era la Sardegna, Sì, la Corsica, la come no? Sicilia. Ecco, Certo. quella era una cosa diversa rispetto a quello che sta chiedendo perché? Trentino. Ora le spiego il perché. Innanzitutto non è il ministro Crosetto, ma è il Presidente della Regione, che è responsabile del territorio e della sicurezza in Sicilia. Quindi non c'entra nulla, l'ho detto in qualche dibattito anche nei confronti di Trentino, che non c'entra nulla il Ministro, ma c'entra il Presidente della Regione, che è colui che ha la tutela della sicurezza in Sicilia. Quindi noi dobbiamo parlare con il Presidente della Regione per inviare, se ci sono le condizioni, non come controlli del territorio, ma come deterrente, come ha detto lei, cioè dire, e ovviamente in quei posti dove la movida impazza, dove stiamo vedendo che ci sono 250 vigili urbani in queste città, dove la sicurezza ovviamente è ormai diventata una cosa insopportabile, dove non vi è la sicurezza nei confronti dei ragazzi, delle signore, ma soprattutto delle persone che abitano in città. Ma se lei fosse sindaco lo chiederebbe quindi al Presidente della Regione? Ovviamente la prima cosa che farei è questo. Lo farebbe sì? Sì, immediatamente sì. Angelo. Allora, Zappalà, una domanda semplice. Lei sta correndo per fare il sindaco a Catania, ma se questa corsa non dovesse dare il risultato sperato, c'è la sindacatura, lei come si impegnerebbe? Tornerebbe di nuovo in consiglio comunale o altrimenti insomma un piano B farebbe altro? Ma guardi, io mi sono candidato come capolista nella mia lista, anche perché dico, sono stato tanti anni consigliere comunale, ovviamente ho fatto una scelta coraggiosa, non mi sono assolutamente voluto mettere con 6-7 partiti, perché io penso che quando uno, non ho mai fatto impresa, però sono sicuro che se io volessi fare una cosa e avessi 7 soci, per qualunque cosa dovessi fare, devo chiedere ai miei 7 soci se posso spostare anche qualunque cosa. Allora ho detto no, meglio un programma, un progetto, una squadra. Questo è il cambiamento, mi reputo l'alternativa sia della destra che della sinistra. Ovviamente chiedo il consenso alle persone, l'unica cosa che chiedo è che questa città non deve perdere memoria, perché questa città è come se avesse perso memoria, cioè tutta la gente si lamenta di come è stata gestita questa città e possibilmente rivota i soliti noti, modi e metodi. Ci fermiamo qui, grazie Lanfranco grazie a Zappalà, voi. sostenuto dalla lista Lanfranco Zappalà, candidato sindaco di Catania. Grazie Grazie a voi lupo. per l'invito, grazie. Ci fermiamo per qualche minuto e poi avremo gli altri candidati e anche altre storie. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:08, buongiorno Sicilia, i candidati a sindaco di Catania sono qui nei nostri studi, manca poco ormai alla chiusura della campagna elettorale, con noi il professore Maurizio Caserta che è sostenuto da 6 liste, la lista per Catania Maurizio Caserta, lista del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Con Bianco per Catania, È l'ora del popolo, Riccardo Tomasello. Professore, benvenuto. Lei è in lista, come abbiamo sentito,
con i 5 Stelle. Tra gli altri ha già preannunciato che nel caso in cui farà il sindaco avrà come vice sindaco Nunzia Catalfo, che è stata ministro, vice sindaco, una delle promotrici tra l'altro del reddito di cittadinanza per i 5 Stelle. Però le faccio subito questa domanda: ieri Conte ha chiuso la campagna elettorale per i 5 Stelle da solo, sotto la pioggia, io ero là a Piazza Dante, e lei chiuderà la sua campagna elettorale questa sera. Come mai? Chiuderemo tutti insieme stasera con una occasione musicale per alleggerire e rasserenare gli animi. Le campagne elettorali a volte portano a galla differenze, questo è naturale in una coalizione che si è costruita a Catania. Io sono molto fiducioso, il percorso è unitario, è ovvio che ci sia voglia di identificarsi, di differenziarsi, perché in campagna elettorale questo si fa. Tutti vogliono un po' più voti degli altri, è del tutto fisiologico ed è quindi una non bella gli attribuisce un competizione. particolare significato al fatto che fate due piazze diverse pur essendo alleati nella stessa lista e con lei candidato? Io non la percepisco in questo modo, però confermo che in questa fase la naturale tendenza a identificarsi e a differenziarsi è del tutto fisiologica e aiuta la competizione tra le parti, ma il percorso è unitario. È di buon umore a poche ore dalla chiusura della campagna? Un po' stanco, ma sono di ottimo umore. Un po' stanco? Sì. Ma un po' stanco è inevitabile, credo che lo siate tutti naturalmente, fate delle maratone notevolissime. Di buon umore lei è convinto insomma di farcela? È una bella partita, credo che qualche sorpresa ci sarà. Ah beh, questo è interessante naturalmente. E perché le volevo chiedere questo? Siete 6 liste e un sostegno importantissimo. Come mai non c'è in questo caso De Luca, che invece è vostro alleato a Carlentini, a Licata, a Modica, quindi ci sono alleanze variabili. A Catania poteva essere vostro alleato. Invece c'è Savoca, che noi abbiamo avuto anche Certo. qua. I percorsi di coalizione sono percorsi a volte accidentati, bisogna tenere conto delle sensibilità di tutti. Non c'è stata l'occasione, non c'è stata nessuna preclusione, ma non si sono create le condizioni per un allargamento della coalizione. Il percorso di Cateno De Luca e di Gabriele Savoca è un percorso del tutto rispettabile, conosco le loro motivazioni, a volte sono convergenti con le nostre, a volte no. Continuo a pensare che la competizione è bella perché ci sono offerte politiche diverse e adesso finalmente stiamo dando la parola alle cittadine e ai cittadini catanesi che ci diranno come vogliono essere governati nei prossimi 5 anni. Perfetto, il suo programma è in 10 punti, lei l'ha chiamato la primavera catanese, riassumo alcuni: rifiuti, naturalmente combattere l'indifferenziato, rete fognaria, le multe. Perché primavera catanese, professore? Perché questa città è entrata in un inverno troppo lungo e c'è bisogno di far risorgere il sole. I 5 anni passati, credo per giudizio generale, sono stati molto molto difficili, la città soffre tantissimo. O mostriamo coraggio e determinazione e speranza, altrimenti perdiamo forse l'ultima occasione, almeno per la mia generazione, è l'ultima occasione per vedere questa città risorgere. L'ultima occasione, è così severo? Per la mia generazione, ovviamente, ma immagino che altrimenti chi verrà dopo vorrà costruire e altri vedranno. Però per questa generazione è veramente l'ultima occasione ghiotta, perché le risorse messe in campo dall'Unione Europea sono straordinarie e lì si vede come riusciremo a fare nei prossimi anni. Cioè lei si riferisce al PNRR? Sì, ma non sì. c'è un gran, per non dire una parolaccia, una gran confusione in queste ore su questa storia del PNRR? Riusciremo a spenderli questi soldi? Questa è la sfida. Non possiamo più dire che non ci sono i soldi, perché i soldi ci sono e forse sono troppi, tanto appunto, che qualcuno vuole rimandarli indietro. La sfida è proprio questa, ed è una sfida di competenze, di coraggio, di determinazione, di capacità progettuale. Bisogna mettere in campo tutto quello che c'è
e cominciare a programmare per il futuro prossimo, perché mancano le competenze, mancano le risorse umane, manca l'idealità, manca la progettualità. Ancora su tanti soldi messi a disposizione per questo territorio ne sono stati programmati e utilizzati pochissimi. Quindi lei prende l'impegno di poter spendere, riuscire a spendere i soldi del PNRR qui? È l'unica cosa seria che oggi si può fare, perché le risorse ordinarie sono poche e lì si può fare veramente poco. Oggi la grande occasione è questa. Se non riusciamo a cogliere questa occasione, appunto, come dicevo prima, la mia generazione non vedrà nessuna rinascita di questa città. Beh, è un impegno importante quello che ha preso. Le chiedo questo, lo chiediamo un po' a tutti perché ci ha un po' colpito l'affermazione di Trantino, che è uno dei competitor naturalmente per diventare sindaco, che ha detto io ho già parlato col ministro della difesa e metterò, se divento sindaco, metterò i soldati nelle strade di Catania con funzione deterrente, non di polizia, cioè non avranno compiti di polizia, non vanno lì a fare le multe, ma deterrente, cioè gireranno per le strade per far vedere che lo Stato c'è. Lei cosa ne pensa? Questo è il segnale del fallimento, perché se si arriva a soluzioni estreme come queste significa che la città, la classe politica, la classe amministrativa ha fallito. Io credo che quella è una strada da non prendere e soprattutto non bisogna rivendicare speciali rapporti con il governo nazionale. Dobbiamo farcela da soli, con le forze che abbiamo, che ci sono, ed è la forza dell'esempio, della buona amministrazione, del civismo. Tutte queste cose insieme possono permettere alla città, alle sue forze, limitate da una parte ma grandi dall'altra, soprattutto se guardiamo ai tempi futuri, di affrontarla da sola. Ma forse un altro lo vuole chiedere, ma come allora se non c'è l'esercito? Senso, voglio dire, è chiaro che questa città ha necessità di tanto altro, anche da un punto di vista della sicurezza. I vigili urbani sono pochissimi. Bisogna incrementare questo numero di vigili urbani, ma anche le forze dell'ordine credo che abbiano una carenza di personale in città. Beh, cominciamo da qua, dalle forze dell'ordine in città, che non significa l'esercito ovviamente. Qui c'è una responsabilità del prefetto, del questore, di garantire l'ordine pubblico a Catania, che negli ultimi tempi sappiamo bene che non è stato garantito. Allora c'è bisogno di una collaborazione tra istituzioni, ovviamente le forze dell'ordine, i carabinieri, le forze di polizia, la Guardia di Finanza, sono tutti soggetti che a Catania hanno operato nel tempo. Immagino che ci siano problemi di vincoli, di risorse limitate, ma da lì bisogna ripartire. E queste possono garantire quella sicurezza che i cittadini avvertono che manca. Rapidissimamente, pochi secondi. Siamo un paese democratico, bisogna stare attenti su questo. Bene, grazie a Maurizio Caserta, che è candidato sindaco per 6 liste: Catania Maurizio Caserta, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Conbianco per Catania e l'Ora del Popolo Riccardo Tomasello. In bocca al lupo, grazie per essere stato con noi. Adesso un sorriso con Insieme. Vi vedo dalla faccia che avete una voglia di cantare. Ho visto un uomo. Dalla faccia sembrava un po' di più. Ho visto un uomo. Adesso addirittura piangeva qualcuno. Walter, scusa, mi puoi mettere un effetto chiesa? Così proviamo a vedere se... Ho visto un uomo che moriva per amore. E ho visto un altro che più lacrime te benedicum Domine Christ. Ah no, ho sbagliato. Grazie Walter. Facciamola nella versione di questi canti che sono nati qui in Sicilia, nel palermitano. Il gospel, gli spirituals. Questi canti di schiavitù e sofferenza dei lavoratori nelle piantagioni di Stighiola, dell'entroterra. Ho visto un uomo che moriva per amore, tutti voi, alleluia. Se c'è qualcuno di origine calabrese, anduia, va bene. Ho visto un uomo che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Ce l'avete veramente nel sangue, ragazzi. Nessun coltello mai può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10
10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Cappelli, già, è vero, e labbra. 10 ragazze. Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera. 9 ragazze per me possono bastare. 9 Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. La perspicacia, ragazzi, del pubblico. 8 ragazze per te. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande. Alleluia. Quanto siamo? 6 ragazze per me. 7. Riprendetelo il pubblico. Che dice 7. No, che venga messo agli atti che dite. Te ne sei andato via con la tua amica. No, perché finché c'è da fare 9 meno 1 uguale 8, sono tutti campioni di matematica, no? 8 meno 2 già iniziano ad arrivare i topi morti sotto nel... 6 ragazze per me possono bastare. Ciao, ciao, bambina. Un bacio ancora. E poi per i giovani possiamo fare con le mani, con le mani, con le mani. Quanto siamo? 5 ragazze per me possono bastare. Volevi solo soldi, soldi. Soldi, soldi. Soldi. In periferia fa molto caldo. Però anche minchia qui sul palco quanto fa caldo. Mi vengono i brividi. 4 ragazze per me possono bastare. Marco se n'è andato. Ragazzi, in tempo di crisi io prendo un po' quello che viene. Senza... 3 ragazze per me possono bastare. Fossi qui con me. Sembra Mahmood perché li faccio uguali, ma invece è Giusy Ferreri questa. Sarei felice. Giusy. 2 ragazze per me possono bastare. Oh, bella ciao, bella ciao. Ciao. 1 ragazza per me possono bastare. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, resta con me, tu non sarai più sola. Grazie. Andrea Di Marco, Quanto ti voglio bene. Vado a parcheggiare la chitarra, grazie. Andrea Di Marco. Bravissimi, stasera alle 23, veramente delizioso da non perdere. Parliamo della prima colazione, forse la state facendo in questo momento, se non siete ancora usciti di casa, è il primo pasto della giornata ed è il più importante, molti lo sottovalutano. Allora ci sono 1000 prime colazioni, c'è la continental, la internazionale, quella italiana, naturalmente quella siciliana, dolce, salata, granita, bacon, cappuccino, uova strapazzate. E insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutti i metabolismi, però va fatta, lo dicono tutti i medici, bisogna fare colazione, non uscire con la tazzina di caffè e andare via. Allora, essendo la prima porzione calorica della giornata, leggo perché è una cosa seria, è giusto adeguarla ai gusti e all'attività da affrontare, cioè se uno deve studiare le cose sue, se uno fa sport ha le cose sue, se uno non fa niente, beato lui, c'ha la colazione sedentaria. Ma a spiegarci tutto in collegamento, guarda lì che ricchezza, mamma che mia, magnificenza che hanno Naomi Moschitta con Demetra Salemi, che è una nutrizionista che ci darà i giusti consigli. A te Naomi.
Grazie Michele, io so che la tua giornata inizia molto presto, quindi credo che tu la prima colazione l'abbia già fatta, non c'è il rischio di farti venire fame, probabilmente per te è la seconda colazione. Demetra, siamo qui per sfatare tutti quei falsi miti che ruotano attorno alla colazione. Esiste la colazione perfetta, una dieta univoca per tutti che va bene per ogni soggetto? Assolutamente no. Quindi ogni alimentazione, ogni colazione ovviamente è diversa, non solo ovviamente in base ai propri gusti, ma soprattutto in base a quelle che sono le esigenze, lo stile di vita, cosa si dovrà fare nel corso della giornata, l'età e così via. Quindi potenzialmente ogni colazione potrebbe andare bene per tutti. Noi ci troviamo da Forma, in piazza Santo Carcere, e forma nel senso anche di cercare di stare in forma. In una dieta di una persona che vuole restare in forma si può inserire anche un prodotto da forno, un cornetto, una colazione salata così calorica, oppure si deve demonizzare qualcosa come molti fanno sbagliando? Assolutamente no, non esistono alimenti buoni e alimenti cattivi, ma bisogna sempre contestualizzare. Se durante la nostra colazione vogliamo qualche biscottino, un prodotto da forno, va bene anche se contiene un poco di zuccheri, se è contestualizzato in un'alimentazione bilanciata. È chiaro che se la colazione è ricca di zuccheri e il pranzo e la cena, insomma, gli spuntini e così via pure, chiaramente lì inizia a essere un problema. Però non bisogna avere paura di quelli che sono i prodotti da forno, i biscottini, insomma, e così via, ma cercare di avere un'alimentazione più varia. Sicuramente scegliere degli alimenti che diano più sazietà durante il corso della giornata sono la scelta migliore sicuramente. Quindi bilanciare i macronutrienti, parliamo principalmente di questo, se c'è una colazione particolarmente ricca di carboidrati, compensare poi magari negli altri pasti con proteine, più grassi. Esatto, ultimamente c'è un po' la moda di inserire questa quantità eccessiva di proteine in tutti i pasti. Sicuramente ci sono soggetti che mangiano troppe poche proteine, ma ormai posso assicurare che tantissimi esagerano con l'introito proteico, quindi va bene la colazione proteica, ma non è necessario che sia proteica, l'importante è che nel bilancio giornaliero poi sia tutto equilibrato. Io sinceramente opterei sempre per delle scelte che diano più energia per più ore. Per esempio una colazione con un cornetto del latte sicuramente ci darà energia per poche ore, ok? Se invece optiamo per uno yogurt, dei cereali, ancora meglio se sono integrali, sicuramente ci daranno sazietà e quindi più energia per più ore. Quindi se già sappiamo che non avremo possibilità di fermarci per 3-4 ore per mangiare di nuovo, la soluzione latte e biscottini potrebbe farci arrivare troppo affamati. A granita e cabrioche, perché noi siamo siciliani, noi viviamo di granita con la brioche da maggio a ottobre-novembre. Quindi anche dicembre, ogni tanto la ricerco, esatto. Se devo essere sincera. Assolutamente sì, magari che non diventi un'abitudine di tutti i giorni, però una colazione con granita e brioche è molto zuccherata, quindi anche in quel caso ci darà energia per poche ore, quindi sempre meglio pensare a qualcosa che ci dia più sazietà. Cioè quello che ti voglio dire, Naomi, è di non pensare solamente a quanti carboidrati, quante proteine, quanti grassi, ma pensare proprio alle energie, esatto, no? In Che poi termini di energia. Quante ore posso rimanere energico con questa colazione? Tipo un avocado toast è una colazione equilibrata, c'è l'avocado, c'è l'uovo in camicia, c'è il salmone, quindi grassi buoni. Assolutamente, io non sono una fan della colazione salata, per gusto mio personale, però è una validissima scelta perché abbiamo la fonte di carboidrati, abbiamo dei grassi e delle proteine. Tra l'altro in questo caso, avendo un buon quantitativo di grassi anche e di proteine, in questo caso avremo meno fame per più ore, perché le proteine hanno un grosso effetto saziante, anche in questo caso. Poi abbiamo qui chiffon cake, pane au chocolat, pane ebraico al cioccolato, insomma di prodotti da forno ce n'è veramente tanti. È arrivato un altro pane con avocado. Vabbè, parliamo sempre di prodotti da forno, quindi come dicevo prima sono sicuramente ricchi di zucchero di solito e quindi daranno energia veramente per poche ore. Sicuramente bisogna contestualizzare, perché se parliamo di un ragazzino comunque, se non si riesce a mangiare yogurt e cereali, sicuramente è meglio di non fare colazione, nel senso non è che non fare colazione faccia male,
ma è sempre meglio sforzarsi a mangiare anche un piccolo biscotto. Questo perché se saltiamo la colazione rischiamo di arrivare più affamati ai prossimi pasti e quindi di non bilanciarli. Se invece distribuiamo bene le nostre calorie in tutti i pasti, eviteremo di esagerare e di compensare. Naomi, 5 pasti al giorno ho una o curiosità, anche di più, Naomi, oppure ho insomma, c'è una un numero curiosità specifico poi, di se mi pasti da fare al senti. giorno? Michele, Sì, ho una vi certo, disturbo. ti sentiamo. Andiamo lentamente perché c'è il ritorno, quindi gli ascoltatori lo sanno. Due cose ve le dico insieme così evitiamo di fare vai e vieni. La prima cosa è questa: i caffè vanno presi zuccherati oppure no? Perché molti dicono ma ti pigli tutti questi caffè tutte le volte con sto zucchero e ti credo che poi ti viene la panza. Secondo, qui nel bar vicino andiamo a fare colazione, finito il programma, e io mi mangio il cornetto, i miei colleghi mi prendono tutti in giro, mi dicono così, colesterolo, cose, cioè, sbagliato o giusto? Tutte e due le risposte, grazie. Ok, allora, per quanto riguarda il caffè lo zucchero nel caffè, ovviamente sconsiglio di metterlo per un motivo semplice. Se andiamo a sommare zucchero nel caffè, zucchero negli altri alimenti, insomma, aumentiamo tantissimo quello che è l'introito, quindi in quel caso, vabbè, a parte io ovviamente preferisco per gusto quello amaro, in quel caso si potrebbe optare per dei dolcificanti. Attenzione però ai dolcificanti, ci sono quelli in gocce, perché comunque possono portare, se assunti in eccesso, un po' di gonfiore o comunque qualche sintomo gastrointestinale. Ma non si può fare niente, scusami, però è il dolcificante, no, lo zucchero no, solo amaro. Allora, ti dirò, consiglio amaro. di diminuire gradualmente il quantitativo di zucchero, perché è una questione proprio di gusto. Sì, consiglio di diminuire a poco il consumo, quindi se cominciamo con 2 cucchiaini, ovviamente portarlo a un cucchiaino, poi mezzo cucchiaino e poi provare a toglierlo in questo modo. E invece il cornetto che mangia Michele, per il quale viene deriso dai suoi colleghi? Allora, potrebbe andare bene come colazione, ricorda grazie. di bilanciare tutti gli altri pasti. Ecco. Quindi se il resto dell'alimentazione della tua giornata va bene, perché no? Io ti consiglio però sempre di variare le scelte, a prescindere, quindi di non scegliere sempre lo stesso tipo di colazione, ok? In questo modo puoi essere certo di avere un'alimentazione più equilibrata, esatto. Perfetto. Ti aspettiamo la niente... forma se vuoi oggi a fine diretta, così avrai modo di assaporare tutte queste bontà. Allora oggi mi prendo un cannolo con la ricotta invece del cornetto con la marmellata. Grazie, siete state bravissime. Demetra Salemi, nutrizionista, e Naomi Moschitta. Continuate, beate voi che continuate a mangiare. Noi facciamo una breve pausa, poi ci sarà il settimo dei candidati a sindaco di Milano, di Catania. Di Catania, Giuseppe Lipera, e poi dopo parleremo ancora di investimenti in bene rifugio, perché sono importanti, so che vi interessano molto e le seguite. State con noi, buongiorno Sicilia, a Catania, no a Milano. 8:33, buongiorno Sicilia, abbiamo con noi il candidato a sindaco Giuseppe Lipera, sostenuto dalla lista Movimento Popolare Catanese. Benvenuto avvocato. Grazie. Lei come gli altri ha 7 minuti, vado subito alla prima domanda. Lei ha un programma piuttosto ricco se diventa sindaco: reintroduzione dei cassonetti, ricostruzione del tondo Gioieni e anche l'apertura di un casinò a Catania. Questa è un po' una cosa che incuriosisce, un po' anche non è rischioso un po' il casinò? E perché? Cioè, a San Vincent, a Sanremo, a Venezia c'è il casinò, il gioco d'azzardo invece è vietato in Italia, ma sono di quelle sperequazioni che non si comprendono. Io dico a Catania, ma anche la Campania, la Calabria, il Lazio, la Toscana, qualunque regione avrebbe diritto ad avere il suo casinò. Perché il casinò? Perché è una grande attrazione turistica, per turisti ricchi che portano soldi in città, i commercianti, perché gli introiti possono servire ad abbassare le tasse al comune, perché a 90 km di distanza in linea d'aria, poi ci va col mare o con l'aereo, a Malta per esempio, che come Catania, ci sono 4 casinò.
4 a Malta. A Malta. E poi voglio dire, questi bingo cosa sono? Sono dei piccoli casinò che servono a togliere soldi ai vecchietti, alle signore anziane, e invece un casinò ha un senso. Seconda domanda, sempre per quanto riguarda il programma, la facciamo a tutti, perché l'ha fatta Trantino, l'ha detta questa cosa qua, ha detto come tutti avvertono il problema della sicurezza a Catania, restituire, come dire, una tranquillità ai cittadini. Lui ha detto di aver parlato col ministro della difesa Crosetto per avere i soldati in funzione deterrente, non di polizia, ma deterrente, cioè che si camminano per Catania e si fanno vedere. Che ne pensa? No, non sono assolutamente d'accordo. L'esercito serve per difendere la nazione, speriamo mai, ma si devono occupare le forze di polizia. Purtroppo non siamo a New York, se no direi parlo col capo della polizia locale e risolvo il problema. In Italia c'è questa cosa, c'è la polizia di Stato, la finanza, i carabinieri. Il sindaco non può fare altro che cercare di convocarli nel proprio tavolo e coordinare con quei pochi vigili urbani che abbiamo. Gli ultimi li ho assunti io quando fui per miracolo assessore al personale 35 anni fa, e quei pochi rimasti stanno andando tutti in pensione, quindi bisogna assolutamente assumere nuovi vigili urbani, e poi bisogna pretendere da questore, comandante dei carabinieri, comandante della finanza, un coordinamento in modo da coprire tutto il territorio. Quindi assunzione dei vigili urbani, sì. E dai comandanti cosa questore e comandante dei carabinieri delle finanze, sedersi a un tavolo e coordinare le forze, contare quanti vigili ci sono, quanti carabinieri ci sono, quanta finanza c'è, in modo da coprire tutto il territorio. Secondo me si può fare. Lei ha designato aveva candidato come consigliere comunale il mio amico Fabrizio Corona, siamo amici, è vero, fa piacere. Però ha dovuto rinunciare per le sue vicende giudiziarie, e ha un ruolo in mente per lui comunque. Ma Fabrizio Corona ha detto sì, poi al momento di rilasciargli il certificato elettorale non gli hanno rilasciato perché ha dei residui rispetto a tutte le vicende giudiziarie. Il ruolo, una persona che ha sofferto tanto, per me Corona ha sofferto tanto, è un catanese famoso, potrebbe avere un ruolo certamente nel reparto dei servizi sociali. Appena dovesse completamente espiare la sua pena, potrebbe essere, perché no, un assessore o coassessore ai servizi sociali. Solo chi ha sofferto può aiutare le persone che soffrono, secondo me. E Corona è una persona giusta? Secondo me sì. Non dovesse diventare sindaco facendo scaramanzie eccetera, lei tornerebbe alla sua attività di avvocato? No, io non torno, ci sono rimasto purtroppo. Non torna? No, non posso. Non consigliere comunale? No, non sono candidato come consigliere comunale. Non se ne è candidato? Assolutamente no, perché sta legge non è che l'hanno capita in molti, questa nuova legge. Il Consiglio Comunale ha un ruolo completamente diverso, tant'è che una volta il Consiglio Comunale era presieduto dal sindaco, si eleggeva sindaco e assessori facendo patteggiamenti fra gli eletti al Consiglio Comunale. Ora invece è una cosa completamente diversa, c'è il governo, il sindaco, che dovrebbe scegliere autonomamente i suoi assessori, ma sappiamo che non è così, a destra e a sinistra già hanno... Ma lei li sceglierebbe a destra o a sinistra? No, il Movimento Popolare Catanese non è né di destra né di sinistra, né centro, né ateo, né cattolico, perché i problemi della città non hanno colore politico. Al Parlamento è giusto, no? Si vota per la guerra in Ucraina, per esempio, il divorzio, l'aborto una volta. Noi ci dobbiamo occupare di spazzatura e manutenzione strade. Sfido chiunque a dimostrarmi che la spazzatura o la manutenzione strade sia di un colore politico. Vorrei che il Movimento Popolare Catanese per il futuro sia anche Movimento Popolare milanese, romano, e allora bergamasco. Con quale criterio sceglierebbe i suoi collaboratori, cioè gli assessori? In base all'intelligenza, perché poi l'assessore è sempre uno che mette in campo la sua intelligenza. Ha già qualcuno in mente? Certo. Me ne dice qualcuno?
Ma io per esempio l'assessore alla cultura ho pensato a Francesca Litrico, che è una regista teatrale, proprietaria del teatro De Curtis, come il professore Petralia, che fra l'altro è capolista del Movimento Popolare Catanese, che è primario al Policlinico, docente di psichiatria, lo metterei come assessore alla salute, o la dottoressa Sandra Drago, psicologa, una bravissima ragazza per me, certo rispetto a me è una ragazza che metterei ai servizi sociali, insomma abbiamo una bella squadra. Angelo. Avvocato, siete 7 a correre per la poltrona di primo cittadino, 7 concorrenti per il sindaco, ma questo proliferare di liste di candidati non è che porta a una dispersione dei voti, cioè la gente poi alla fine è costretta a scegliere e quindi c'è la dispersione? Allora, ci sono due fenomeni, dalla dispersione, come giustamente la definisce lei, e la disaffezione, tant'è che la gente non va a votare. Credo che fra i due mali il peggiore sia la disaffezione e quindi... Teme un'astensione forte? Ma è in tendenza a quello che sta accadendo del resto in tutto il paese, però io ho cercato di fare propaganda ad andare a votare piuttosto che votare me. Andate a votare, perché poi che ci lamentiamo? Non abbiamo, nel cittadino non ha altre armi, non è che può fare il terrorista, deve andare a votare. Certo. E quindi questo è il problema, non è la dispersione che diceva il collega? Non lo so, francamente, ripeto, fra i due mali, fra la dispersione e la disaffezione al voto, al non andare a votare, preferisco la dispersione, come l'ha definito il collega. Grazie a Giuseppe Lipera, candidato di Movimento Popolare Catanese, è stato con noi 6-7 minuti come tutti gli altri candidati e con lui abbiamo concluso, non perché fa last but not least. Last but not least, ma stasera ci vediamo passiatori, dalle 18 in poi, mi raccomando. Benissimo, grazie avvocato. Grazie. E adesso qualche suggerimento per il vostro fine settimana. State con noi, ci sono ancora ospiti e ancora altre storie. Buongiorno Sicilia. Che grande. Dei suggerimenti per chi in questo fine settimana ha voglia di uscire e gustarsi un po' della nostra Sicilia. Cominciamo da Catania. Per chi ama le bionde, ma anche le rosse e pure le scure, c'è Beer Fest, da oggi fino al 28 maggio a Villa Pacini. Non solo birrifici artigianali, ma anche eccellenze agroalimentari. Al CUT, Centro Universitario Teatrale presso il Teatro San Giorgi, da ieri fino all'11 giugno Intersezioni, il festival di musica contemporanea diretto da Giovanni Sollima. Poi a Palermo, Uno, Nessuno e 100.000, versione teatrale del capolavoro di Pirandello, fino al 27 maggio al Teatro Massimo con Pippo Pattavina e Marinella Bargilli. Sempre a Palermo, fino al 28 maggio, nel grande spazio verde di Villa Filippina è tempo di Degusti Arte, la manifestazione enogastronomica del buon cibo e del buon vino made in Sicily. A Marsala, cantine aperte a Wild Lover. Da domenica 28 maggio dalle 12 alle 20 una giornata dedicata al vino, allo street food con musica dal vivo e sostenibilità. In programma anche un tour nella storica cantina Donna Fugata. A Messina, domenica, c'è Vinyl Fest, il mercatino per chi ama gli oggetti vintage di vecchi vinili. Al Sunset Mortelle, dalle 10 alle 20, ci saranno anche DJ set e stand di artigianato locale. In provincia di Agrigento, a Casteltermini, fino al 28 maggio, c'è la festa di Santa Croce e Sagra del Tataratà, un'antica ricorrenza, una rievocazione storica del dualismo tra i Mori ed i cristiani. Uno spettacolo unico, con un velo di mistero. Al Parco delle Madonie, che comprende diversi comuni, torna fino al 5 giugno la Settimana Europea dei Geoparchi, un evento che mira alla conoscenza e divulgazione del nostro ricchissimo patrimonio geologico. Consultate il sito parcodelemadonie.it per saperne di più. A Siracusa, Laura Marinoni torna in scena, la Medea,
un classico delle tragedie di Euripide, fino al 24 giugno nella splendida cornice del Teatro Greco al tramonto, come la tradizione suggerisce. Buon weekend! Buon weekend davvero e buon weekend anche alla nostra ospite Samantha Maccarrone. Che meraviglia questa nostra terra, avete visto questo flash di immagini, ma quale altra regione ha tante bellezze, tante ricchezze anche dal punto di vista di cibo, di accoglienza. Allora, con lei parliamo anche oggi di investimenti in beni rifugio. L'altra volta abbiamo parlato di lingotti d'oro. Sì. Oggi invece di che parliamo? Oggi parliamo di pietre preziose, ecco, facciamo una volta e un'altra volta, insomma anche le pietre preziose rientrano nel novero dei beni rifugio. Quando parliamo di pietre preziose fondamentalmente distinguiamo in due grandi categorie, le pietre incolori e le pietre colorate. Tra le pietre colorate, l'abbiamo detto nella seconda puntata, parliamo di rubini, zaffiri, smeraldi e così dire, invece nelle pietre incolore fondamentalmente diamanti. Ecco, ma il diamante può valere anche milioni di euro, è vero? Assolutamente sì, peraltro... Lo dico perché è molto lontano, ma perché vale così tanto? Vale tanto perché partiamo già dal presupposto del suo nome, partiamo dall'etimologia del nome. Adamantis in greco significa indistruttibile, quindi per il fatto che è impossibile distruggerlo, partiamo dal presupposto che è possibile distruggerlo soltanto con un altro diamante. Quindi in una scala di durezza creata dallo scienziato Mohs, che va da 1 a 10, il diamante assume durezza 10. Fantastico, ci vuole un altro diamante per Esatto. Non deve essere pazzo per fare una roba del genere. Però lo può tagliare. Si può tagliare perché il diamante in realtà in natura si trova in uno stato grezzo, la regia ci accompagnerà con delle immagini, eccolo qui. Questo è il diamante grezzo. Allora, questo è grezzo. Esatto, in natura il diamante lo troviamo così, grezzo, poi ovviamente per diventare bello, brillante, sfaccettato, sta al tagliatore di pietre preziose, il quale attraverso un disco appunto fatto di diamanti, quindi di polvere di diamanti, un disco diamantato, va a tagliarlo, eccolo qui, e crea questo. Mamma mia, guardate un po'. Ma quante facce ha un diamante come questo? 57 facce, 56 più la tavola centrale. Totale, il taglio, il leader cut viene definito in 57 facce. Sì. Mamma mia, e questo che cosa significa? Sono quelli che danno la brillantezza? Assolutamente sì, le facce sono, il diamante non riflette la luce, la rifrange, cioè significa che la prende da sotto per spingerla verso sopra. Allora di conseguenza per poter avere questo effetto ottico è necessario che tutte le facce siano tutte perfettamente calibrate. Gli americani hanno proprio un'espressione precisa sulle facce. Come dicono? Excellent, excellent, excellent. 3 volte excellent, cioè il taglio, la politura e la simmetria del diamante devono essere 3 volte excellent. Fantastico. La definiscono così. 57 o 56 più una. La faccia centrale non si definisce faccia perché la tavola è quella molto grande che noi vediamo da sopra, ecco, quella che voi vedete proprio nella parte superiore che della uno manco la calcola, no? Ci sono quella niente, no, esatto. non la calcoliamo. E qual è il criterio invece per valutare un diamante? Il criterio di valutazione del diamante è appunto un listino che viene pubblicato ogni mese da una borsa, prende il nome di Rapaport. Il Rapaport è un listino che viene pubblicato e attraverso è molto importante fare la selezione sulle 4C. Le 4C ne abbiamo parlato nella seconda puntata. Ci rinfreschi la memoria, esatto. Vediamo, Carat, color, clarity e cut. Quindi carat il peso, la grandezza del diamante è il primo metro di valutazione. Okay. Color, il colore che parte da D e finisce a Z. D è bianco eccezionale fino a Z giallo. Clarity.
la purezza del La diamante, purezza. quindi la presenza di inclusioni esterne che non hanno niente a che vedere con quel minerale. Solitamente il nero è composto dalla grafite che purtroppo si introduce dentro il diamante e il cut, il taglio come dicevamo triple excellent, quello lì per eccellenza. Quindi il carato vuol dire in realtà il peso. È un cioè, peso, per sì, capire. è un'unità di misura che una volta veniva utilizzata in agricoltura, poi fu acquisita dall'ambiente Quindi quando uno gemmologico. ha più carati di un altro vuol dire perché è più pesante. Esatto, più grossa è la pietra, più pesa in carati. Diciamo che i sottomultipli del carati li chiamiamo punti, quindi quando una pietra è piccola, ad esempio diciamo 1 punto 10 punti, in realtà sarebbero 0,10 carati, e quando una pietra raggiunge 100 punti prende il nome di carato e quindi più grossa è la pietra più vale. È in base a questo che si definisce il valore economico? Esatto, in base alla media algebrica delle 4C. E questa è una domanda... Media algebrica, ci vuole esatto, un professore. Esatto, per infatti è fare una domanda molto importante. A me spesso i clienti mi chiedono, io ho una pietra da 2 carati che in realtà come colore è J, vale? Beh, se dovessimo metterlo su un metro di paragone, varrebbe di più una pietra da mezzo carato, quindi piccola, ma che di colore sarebbe D. Quindi di conseguenza deve Perché essere D tutto... è il massimo, abbiamo D è il detto. massimo del colore, sì. Del colore. Tutto deve essere perfettamente calibrato, quindi è importante la grandezza delle pietre, ma allo stesso tempo sono importanti anche gli altri parametri, la purezza, il colore, il taglio. Vabbè, però poi chi è che stabilisce il valore economico? Noi, i gemmologi, Noi, beati proprio voi. noi, sì, noi i gemmologi, quindi siamo sicuramente la categoria che ci occupiamo professionalmente di stabilirne il valore economico di tutti i beni da investimento. Ancora meglio quando ci si rivolge, è il caso di rivolgersi a gemmologi che possibilmente sono accreditati all'interno dei tribunali, che sono CTU del tribunale, come nel mio caso, come nel caso di tante altre persone, che sicuramente danno un valore più importante alla perizia. Scusi, no, io vorrei... non io, ma dovesse capitare uno che deve fare un regalo, dove lo trova il gemmologo? Beh, sicuramente ci sono degli ordini professionali di appartenenza, come nel mio caso, oppure comunque anche nei tribunali. Bisogna tutti i tribunali hanno un sito istituzionale, c'è una sezione ricerca CTU, scrivendo per CTU un CTU esperto in ambito gemmologico o in ambito preziosi in genere, troverà sicuramente persone di riferimento. Quindi quella cosa che io pensavo fino a prima di incontrare lei, che il valore economico del diamante dipende dalla grandezza della pietra. È sicuramente un parametro importante, ma non quello essenziale. Il valore della pietra dipende, abbiamo detto, da 4C, da 4 parametri. Possiamo avere una pietra da 3-4 carati, quindi praticamente enorme, ma al contempo avere un colore, una purezza bassissima, quindi la pietra non vale nulla. Hai capito, caspiterina. E quelle perfette dove che si acquistano allora? Per evitare di finire... Magari... Quelle perfette, come dicevamo nella prima puntata, quando si parla di investimenti e rifugio parliamo sempre di rivolgersi alle persone giuste. Così per come il mio gruppo Rofollia, così per come sono tutti gli altri gruppi e tutti gli altri colleghi, rivolgetevi alle persone giuste. Tempo fa, nelle prime puntate, abbiamo parlato anche di quella famosissima truffa sui diamanti, che purtroppo ancora oggi se ne sente. Ecco, io non vorrei che il nostro ascoltatore a casa possa essere influenzato, nel senso, la mela marcia c'è sempre, ovunque. Ma ci sono anche le persone che sanno fare il loro lavoro con competenza e con professionalità. Rivolgetevi alle persone giuste. Perfetto, ma nel nostro caso Samantha Maccarone, grazie per essere stata con noi. Io prima di concludere ho fatto una cosa in più, ve l'ho anche portato, pensate. Eccolo qui. Non so se a casa riescono a vedermi. Sì, penso proprio di sì, ma non ce lo lascia quello. No, questo lo porto via purtroppo però l'abbiamo. Lo faccio vedere ancora. Ecco qui. Questo centrale, ad esempio, è una pietra da 2 carati, questo qui al centro. Quello Considerate centrale. che il valore di questa pietra centrale è di circa 50.000 euro. Ma emana raggi, brilla. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ci lascia con questo sogno. Grazie mille ancora per l'opportunità. Grazie a lei, Grazie Samantha Maccarone. Allora, adesso siamo arrivati alla conclusione, sono le 8:54. Che facciamo? Un flash di un giornale? Sì, soltanto una curiosità. La campagna elettorale negli Stati Uniti ha avuto inizio, però è stata disastrosa per De Santis. C'è un nuovo repubblicano. C'è un nuovo repubblicano che però all'esordio su Twitter si è inceppato tutto e quindi il social diciamo, l'ha lasciata a piedi. No, ma fammi ridere. Musk
Musk che si è comprato Twitter 40 miliardi, alla praticamente fine non ha fatto funzionare. Twitter si è inceppato al lancio della campagna con Musk, c'era proprio anche Musk e Trump intanto gongolo, un disastro, ironia anche da Biden, quindi diciamo una notizia curiosa. Comunque il candidato sarebbe quello lì, De Santis, sì, il governatore della Florida. Governatore della Florida. Mamma mia, Elon Musk, io non andrei in giro fossi nei suoi panni, non gli funziona Twitter. Vabbè, avanti, grazie per questo bel sorriso. E allora adesso noi invece vi lasciamo perché il 26 maggio del 64 nasceva un cantautore, attore, sex symbol. Lui è Lenny Kravitz, che chi è esperto e chi è appassionato ama moltissimo, e la sua è Fly Away. Godetevela e noi ci ritroveremo lunedì. Buongiorno Sicilia, grazie e arrivederci. Buon fine settimana. Di nuovo buongiorno.